Buonasera a tutti. BCTV, ita novella de oggi, di 28 di marzo 2020, Kimbe. Abbiamo finito pure questo mese, che abbiamo finito, abbiamo belle che pacco anche lo terminare. Bene, andiamo a dare innanzi. Vediamo come si presenta la Iesadie, coccolata, però abbiamo di aver fatto che spacco, cioè, perché gottio ma non meta. Come ti si vede nel Bannughe che sono sopra le saida non sono metà carica, infatti si prevede perché pacco il gottio insomma non depluso. Po' crasa, cioè vabbè, questa è la terra videata, tutta la Valle d'Oia non era de Goi, abba da essa una al 2, insomma, più o meno, 14 gradi la temperatura massima, 8 gradi la temperatura minima, e tutto la via calcolato. Po' crasa, amore, pisanne po' tutto la via è calcolato, 14 gradi, 7 gradi. Bene, abbiamo un toccamento ed oro da dare, non la potete dire a tardo che non è tutto l'elemento da può essere sicuro, ma questo Manzano poi purtroppo la nova è stata confermata e ne diamo toccamento che in trestura ad Olumanno a 74 anni se via, finché è morta Battistina Turno. Gattia Villa, mamma di Ioanne, Angela, Cristina e Noemi. Amantiose, accoditora de Saprazza, adornata de Vrore, de Vasolo, ben assentato, e mantesero de Soscale, di Mannandela, ne fai dei commento serete una famiglia di accudire e da carrer bene. Addio Battestina, ti accompagna di suo ultimo viaggio, la sparava al decche da chi fisso tuo poeta, che boccato dai suo cuore, poti facere onore e dono. Condolenze alle pazienti, a sua famiglia tutto, da parte del BTP. Vediamo se riusciamo ad allegre, perché la poesia purtroppo è stata fotografiata non bestotto, ma magari la allegre in un altro momento, che io che vedete chi non vesti in trea, e bolla lego un'altra ora, magari crasa oppure in un altro momento. Cioè, purtroppo non ha come sul testo completo della sua poesia. Desinterro non esco gala appena schilisco bolla per comunicare. Andiamo da innanzi, tutto questo sponsor comunicano che questo sabato, cioè casa Zabitesa giocata in Rosei. L'anticipo del sabato ci vede in scena del Rosei, vi ringraziano gli sponsor della gara. Market Ena di Brigata Sassari, Panificio Mannu, Market Alimentare Il Ghiottone, Antonello Pitalisi, Fabro, c'è rimasto Herreri, Market Nieta e Daniela, Rina Bandino, poi Mini Market da Chiara, il Melograno, frutta e verdura di Luisa Sella e Piero De Picot. Bene, quindi stadio comunale sabato 29 a Salvatore, hanno spostato quindi l'orario, stadio comunale piazza Nenni, Pietro Nenni e Orosei, stadio comunale Pietro Nanni, scusate, Orosei, non Nenni, infatti mi pagate strano, che normalmente questo stadio viene intitolato a persone del Sulocco, insomma, a Orosei, va bene. E stasera abbiamo appuntamento invece chi in asbestas, e questo, il Sariston a Sasotto, non manchete da questo, uno cinema bello, e insomma, che intanto si spuntano a regionale. Poi, sul 29, a Sala Sese de Ortedie, in Salone di Promania, Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere, che sono, nonostante i cacciatori di uomini, aspettando il 9999, poesie e scritti dall'ergastolo e dal 41 bis, poi poesie d'amore dal carcere.
L'organizzata dottor Matteo Melinu, è autore, la testa autore, Giovanni Farina, l'editore Costantino Cavallini, e poi lo saluto, Don Totoni Corso chi lo ospitata. Da innanzi, il 31 di marzo, vamos a Chimos che organizza tale regole che rendono liberi, ore 19, salone parrocchiale di Biti. Bene, poi ieri Rafa ha mostrato questo bell'articolo, una bella intervista, noi giovani in campo per il nostro futuro. Bene, il pezzino Andrea Bulloni che è stato intervistato, è una nazione di Chiesa e Posadina. Andrea è figlio di Manuele Bulloni, sul vuoto di memoria, va bene che hanno dato l'app scritto, siamo sere, insomma, sul liceo, o Michelangelo Pila de in scuola ed è stato intervistato da Unione Sarda sopra di un sciopero che hanno fatto sopra di speculazione energetica. Bravo, veramente bravo, l'ha portato un complimento, l'ho poi scritto e insomma meritato, sono persone abbastanza passati su rispondere e convinto appunto del suo chi fa che e risponderne. Dibattito per una giustizia più umana, siamo sempre dei vizi, incontro nel salone parrocchiale con Giovanni Farina, ex latitante ed ergastolano. Quindi di questo non abbiamo dato quacquacchete, ma volevo pure qualche tirata dei articoli in modo tale che borrenetta appunto di si tratta. Detto fatto, promessa mantenuta, avevo dato parola a Giovanni, gli avevo prospettato un appuntamento pubblico con lui a Bitti, così Matteo Melino, neolaureato in giurisprudenza e specializzato in criminologia, ha tenuto fede all'impegno organizzando in prima persona l'incontro. Giovanni Farina racconta la sua vita attraverso le sue opere. In programma domani sera alle ore 18 nel Salone della Probania, lungo il corso Vittorio Veneto, eccetera, eccetera. Costantino Corso, un racconto che parte da una storia di vita, quella di Farina, appunto ex ergastolano, oggi 74enne, 40 anni e passa di detenzione, la sua in parte legata al sequestro dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini del 1977. Una vita passata in carcere, la sua, scusate, poi sumare, legata, eccetera, eccetera, sul sequestro. Nato a Tempio, Pausania nel 1950, con chiare origini a Orune. Giovanni Farina era ancora un bambino quando si è trasferito con la famiglia in Toscana, a Prato, nelle campagne del Monte Calvana. È diventato pastore in una famiglia di pastori, già latitante poi catturato e sottoposto ad un regime carcerario particolarmente duro, compreso il 41 bis. Oggi Farina è libero, vive sempre in Toscana, va bene. Poi andiamo da innanzi, soltanto nel 2022 è potuto tornare con un permesso a Numero e a Urune. In tutti questi anni ha coltivato la passione per la poesia in primis e poi per la scrittura in genere. Ha pubblicato diversi libri, tra questi l'autobiografia Nonostante i cacciatori di uomini, edizione dell'archivio Biblioteca Tonino Serra, che è appunto Costantino Cavalleri, Aspettando il 1999, Poesie scritte dall'Ergastolo e dal 41 bis, uscito nel 2015. E va bene, poesie d'amore, attraverso questi libri che prenderà le mosse l'appuntamento di domani sera a Bitti. Non è parlare di perdono e neppure di misericordia, evidenzia subito Matteo Melino. Né tantomeno per fare apologia di reato o dei sequestri, ci mancherebbe, né per giudicare, ma per ascoltare una storia di vita. La ragione sta nello scopo ultimo della criminologia,
e nei suoi contributi alla politica criminale, che è quella della prevenzione, del prevenire i reati. E va bene, e va bene. In TV, ah no, non siamo dimenticati un'altra cosa, in bici, ecco qua, Bitti, Asbestas, questa sera all'Ariston, questo che li può brincare, appuntamento con il grande Cina, questa sera alle 20 all'Ariston di Bitti, verrà proiettato il capolavoro di Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, la terra della discordia, vincitore di numerosi premi internazionali. È la storia di una famiglia, poi l'ho già contata ieri. In TV il giorno del giudizio, questa è una bella cosa, lo spettacolo del Ten Teatro di Sardegna approda su Rai 3 per diverse serate. Saranno 3 puntate da 30 minuti. L'evento nel cinquantenario della morte di Satta. Approda in televisione su Rai 3 Sardegna lo spettacolo Il giorno del giudizio, tratto dal romanzo di Salvatore Satta, con l'adattamento e regia di Marco Spiga e la produzione di Sardegna Teatro. Lo spettacolo, che nel cast annovera attori e professionisti e non, è stato registrato al Teatro Eliseo a Nuoro nel mese di gennaio, durante una delle 20 date che lo ha portato in tour tra Nuoro, Tarros, Cagliari e Sassari, visto da ben 8.000 persone. L'adattamento televisivo andrà in onda per le 3 domeniche consecutive. La prima il 30 marzo, quindi il 6 e poi è 13 aprile alle 9:30. 3 puntate da 30 minuti sulla terza rete a diffusione regionale. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non la musa a bidere e pure registrare. E poi se non ricordo se è permesso, volevo poi tu dare via in diretta in distintivo, ma non è permesso. Fisco, 22 milioni di contribuenti con debiti, difficile per lo Stato riscuotere 1.300 miliardi. 8 cittadini su 10 sono recidivi, cioè praticamente abbastanza assente chi non paga la stassa. L'UE pronta alla guerra dei dazi, risponderemo a Trump. Nel mirino il settore auto, la priorità resta comunque negoziare. Ma poi questa è una nuova che a me non interessa in meta, a me perlomeno. Dal 31 marzo TikTok lancia la piattaforma shopping. TikTok annuncia il lancio ufficiale di TikTok Shop in Italia, Francia e Germania, portando il suo innovativo modello di shopping online. A partire dal 31 marzo 22,8 milioni di utenti in Italia potranno acquistare direttamente sulle piattaforme prodotti dal brand PMI e creator locali attraverso video interattivi e dirette live. Dopo il successo riscosso in altri mercati, TikTok introduce nel bel paese un nuovo modo di fare acquisti online basato sul concetto di discovery e-commerce, un'esperienza che fonde intrattenimento, scoperta e acquisto in un'unica soluzione, fluida e immersiva. Vabbè, io TikTok manco bilato, quindi va per comprare nulla. Vini sardi fermi a Livorno, bloccati dagli importatori, ma sono fermo già, battono Kimbe questo il vino. Rischio dazi, usa del 200%, cresce l'allarme nel settore. Giustamente, insomma, non è una bella cosa. Vino che non ha aumentato adesso Ducati Spocchetto. Chi è lo scomporata? Ovviamente nessuno. I nostri vini sono ancora fermi a Livorno, stiamo parlando di 20 pedane in conto deposito nei magazzini del nostro distributore che gli importatori non hanno voluto imbarcare per gli Stati Uniti. Il problema è che non sappiamo quando e se verranno consegnati ai nostri clienti americani. Si tratta di un danno incalcolabile, ribadisce Valentina Argiolas alla guida della prestigiosa cantina di Serdiana, fondata dal nonno Antonio. Oia, oia, oia.
legge di bilancio ci sarà l'incremento del fondo unico, questo che è il posto comune, insomma, fondo unico, speriamo che sia legale, quarto mese di esercizio provvisorio, intanto siamo in esercizio provvisorio, cioè si potrebbe spendere solo un dodicesimo. Lunedì riunione del Consiglio regionale per approvare il disegno di legge sul quarto mese di esercizio provvisorio, non accadeva dal 2013, pur non solo si vanta di cambiare anche una rivoluzione copernicana, poi Copernico resta in questa tumba. Il giorno dopo, alle 16, seduta congiunta con il Consiglio delle Autonomie Locali, cioè CAL, per l'esame della manovra finanziaria. L'articolo 10 della legge regionale 1 del 2005 prevede infatti che il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie Locali si riuniscano annualmente in seduta congiunta prima dell'approvazione del bilancio della Regione per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Sardegna, e cioè proacquere esattamente nulla. Piccole imprese, bando regionale. 35 milioni sono stati stanziati dall'assessorato del turismo e commercio con un apposito bando a favore delle attività commerciali. La dotazione viene gestita da Unione Camere attraverso le Camere di Commercio territoriali ed è finalizzata a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese attraverso agevolazioni in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e premi per l'incremento occupazionale. Si tratta di un intervento molto atteso dalle imprese del settore, afferma l'assessore del turismo e commercio Franco Cucuredu. L'intervento arriva in un momento particolarmente delicato per il comparto, che anche in Sardegna manifesta forti criticità con un forte saldo negativo tra imprese commerciali che chiudono e quelle di nuova apertura. Possono accedere ai contributi le imprese del settore commercio operative in Sardegna che abbiano effettuato e completato un investimento finanziato da una banca nel rispetto dei requisiti e dei codici Ateco previsti, quindi tocca controllare prima sul codice Ateco o vi rientrato nono. Dalla Svizzera al Golfo Aranci Anna ha scelto la Sardegna. 8 anni fa ho comprato casa davanti alla terza spiaggia ed è stato subito amore. Ormai non riuscirei più ad immaginarmi in nessun altro posto al mondo. Fabrizio Andrea ha compreso questa cosa, ma l'abbiamo compreso in tanto, lo che la Sardegna potete offrire, questo qui si può tenere lavoro vacanza, cioè uno potete lavorare e poi riconsiderare pure in vacanza, caso clima lo permettete, e fasolino in che aggiungete. Qui si vive bene tutto l'anno, se musai danne col faranci, se musai danne, ma questo discorso vale per tutto la Sardegna, insomma, vale per Sogliasta, nuova. E tanto da loco. Il sindaco Giuseppe Fasolino, il nostro paese è molto più di un posto di vacanza. Essere scelti da tanti stranieri non è soltanto un riconoscimento turistico, non si comprende che paese a chi è riferito, questo è un termine gaivago. C'è chi cerca il mare ma vuole anche una comunità che non si sgonfia a settembre, chi sogna il potere rigenerante della natura ma non vuole rinunciare ai servizi, chi desidera bellezza ma anche vita vera. Ecco perché sempre più stranieri, svizzeri, inglesi, tedeschi scelgono Golfo Aranci, quindi paese e ti riferito a Golfo Aranci. Veicoli elettrici, nuovi pericoli. Sassari, riunione operativa sulla sicurezza promossa da prefettura e questura. La polizia stradale ha illustrato le novità previste dal codice della strada, cioè qual è il pericolo dei veicoli elettrici. Beh, questo è che hanno capitato un incidente che non si è andato a soccorrere chi è incidentato. Tocca depiannare chi impura attenzione dessa usate la macchina. Che appunto la carica elettrica, pericolo di incendio, bisogna pure usarla, però non si può uno attribuire a si comportare come si può comportare in un'altra macchina che sia da corso a motore termico.
se tocca debitare mettere pure attenzione. Vi danno già pure attenzione lo scarrozzieri. Allora, Gallura di nuovo autonoma, ma ora serve più personale. Siamo già danni deite, andiamo un po' ecco, la rivoluzione, nasce la città metropolitana di Sassari e ritorna alla provincia Gallura nord-est. E cioè, in occhio poi una città metropolitana non si nega a nessuno. L'hanno fatta in Cagliari, quindi come la deve fare in Sassari? Est una barzelletta in Cagliari è diventata una barzelletta pure in Sassari. La Presidente Todde firma il decreto dal 1° aprile via ai 2 nuovi enti intermedi, e cioè la città metropolitana, basterà chiamare città metropolitana, è diventata una metropoli, e poi esattamente la provincia Gallura Nord-Est, che prima generale stava il Tempio, ma Tempio mi pare che sia rotto in disastro, insomma, quindi la Nacamare provincia di Gallura, che ha chiamatela scissione della provincia di Sassari, o chiamatela piuttosto costituzione di 2 nuovi ennesimi enti territoriali intermedi dell'isola. Il 1° aprile adesso, tipo pesce l'aprile proprio, adesso è ufficiale, da un lato ci sarà il governo della città metropolitana di Sassari e dall'altra la provincia Gallura Nord-Est. Boh, poi te lo cambia. Nord-Est non semplicemente Gallura, non si comprende il Teccherenare. A sancirlo è la firma della Presidente della Regione Alessandra Todde al decreto che ha preso atto dei beni materiali e immateriali che formavano l'ex provincia di Sassari e ha mosso le basi per le entità pronte al debutto. A fare la divisione dei pani e dei pesci è stato in tempo record Gian Piero Scanu, che a settembre 2024 era stato nominato commissario liquidatore della provincia di Sassari. La neonata città metropolitana ha dimensioni rilevanti. Dentro ci sono ben 66 amministrazioni locali e una configurazione eterogenea. Al suo interno trovano spazio città costiere, piccolissimi centri interni, comuni dell'Interland sassarese e altri più isolati ancora. Eterogenea per Roberto De Riu eterogenea per Roberto De Riu sarebbe un eufemismo, e appunto un eufemismo concordo con Roberto De Riu. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale rimane alla finestra con una buona dose di scetticismo sul nuovissimo ente che vedrà la luce tra meno di 60 ore. De Riu, in qualità di massimo provinciologo sardo, ipse dixit, dichiarato disse, non crede nell'ente unico di natura urbana capace di rispondere alle necessità di un territorio così diverso. Le città metropolitane sono oggetto di politiche e qui si lega anche finanziamenti destinati a realtà metropolitane. Dal nome stesso prova a far luce il capogruppo Dem, quindi è inevitabile che una parte di territorio sarà soggetta ad attenzioni speciali a discapito delle aree rurali, cioè è chiaro che è una città metropolitana, quindi tutti coloro che non sono in una città metropolitana diventano peones. Questo ente nasce già squilibrato. Roberto De Riu non prende in mano le forbici per tagliare le ambizioni di Sassari e soci, semmai bacchetta il governo Renzi, che nel 2014 partorì la legge del Rio sul riordino delle province, ed è la solita storia della normativa nazionale che mal si adatta alle specificità sarde. E vabbè, siamo di accordo perfettamente con De Riu. E torniamo sorta poi, allora Gallura di nuovo autonoma, ma ora serve più personale. Piccin, prima il bilancio, poi il destino, e poi il destino è nelle nostre mani. Narata Piccin, otterremo l'autonomia
si torna a quando era stata chiusa la provincia Olbia Tempio. Così Rino Piccino, amministratore straordinario della provincia gallurese, saluta la firma del presidente Todde. Il 1° aprile sarà il giorno in cui rinascerà ufficialmente la provincia Gallura Nord-Est Sardegna. Il decreto firmato dalla presidente della regione ha dato seguito alla deliberazione del 5 febbraio relativa al trasferimento alla città metropolitana di Sassari e alla provincia di Gallura Nord-Est Sardegna dei beni immobili, del personale e dei procedimenti della provincia di Sassari. Ai fini della ripartizione del relativo trasferimento ai nuovi enti territoriali, la Regione dispone che i beni mobili e immobili siano assegnati in base alla competenza territoriale dei nuovi enti. Vabbè. Mettiamo sul barracone. Andiamo da innanzi, abbiamo già visto la rivoluzione del nulla, tregua già finita, a fuoco un'altra auto del Chiesa delle Donne, non del Gaza ma del Siriscola purtroppo. La lista si allunga ulteriormente a distanza di 3 settimane dall'ultimo episodio. Ieri notte i piromani sono tornati a colpire a Siniscola, rompendo nuovamente la tormentata quiete. Presa di mira l'auto di una giovane donna del posto, una Daihatsu, la marca sa macchina, che era parcheggiata sotto l'abitazione. L'allarme è scantato intorno alle 3:30 della notte tra mercoledì e ieri. Andiamo da innanzi, inochiamolo in piazza per il futuro dell'industria nel Sulcis. Si può rammentare, abbiamo già dato questa Black Mass, che è praticamente una batteria di Montonaglio, che ne pone su Sulcis, dopo l'annuncio del piano litio, che il piano litio è praticamente batteria di Montonaglio, e il silenzio sulle linee zinco e piombo. Linee zinco e piombo che non si fa sulla, serviva solo per anche dei Montonaglio a questo si chiamano fumi di acciaieria, cioè su che è stata da questa lavorazione del acciaio e questa acciaieria. Metano, l'autority boccia il piano Todde, non è conveniente. ARERA contesta le tariffe per il gas, servono ulteriori valutazioni. È chiaro che no, che poi non perché suonare tutte le spese che bisogna però anche costarete gas, così non è conveniente per la Sardegna. La metanizzazione dell'isola attraverso la dorsale decisa dalla giunta Pigliaro, poi mantenuta dall'esecutivo Solina con il gradimento di Confindustria e sindacati, secondo ARERA e l'Autorità dell'Energia, era l'unica in grado di garantire la perequazione tariffaria, ma le tariffe uguali per tutti di sicuro non possono essere perseguite in base al progetto presentato da Enura, la joint venture tra SNAM e ESG, per realizzare l'infrastruttura di trasporto del metano in Sardegna, l'unica regione in Italia ad essere priva esserne priva del gas per conto dei governi Conte e Draghi e su impulso dell'allora viceministro Todde. Da presidente della regione ha provato a dare attuazione a quella infrastruttura, ma l'Authority ha detto no. La bocciatura. Nella sostanza ARERA ha bocciato la nuova proposta di far arrivare il gas a Porto Torre di Ardoristano con navi gasiere, in quanto ipotesi non regolabile dal punto di vista tariffario. Testuale dalla deliberazione dell'11 marzo con riferimento al piano di Enura, sia opportuno valutare negativamente, non approvando ai fini tariffari sulla base degli elementi informativi ad oggi disponibili gli interventi di cui alla fase 2 del progetto di metanizzazione della Sardegna, eccetera, eccetera,
non è possibile farle rientrare nel tariffario previsto. E cioè praticamente che è stesso discorso del mondo. Cioè che la Sardegna sono quello che mi manca sul gas. Questa possibilità che sul gas arrivete, ma non a sa tariffa che paccano in continente, cioè sa tariffa che deve spaccare in Sardegna, vi pone in conto vi nascosto di installazione del suo impianto, della gasiera, della trasmissione del suo gas, delle cassate e così via, mentre in continente questo non lo pagano. Esposto all'Agcom per presa diretta, l'ha firmato pure io questo esposto, eolico e scorie, un esposto all'Agcom è stato presentato dal Comitato di Cagliari e da gran parte della rete Pratobello per la trasmissione presa diretta. La trasmissione presa diretta è andata in onda su Rai 3 il 23 marzo 2025. Ha gravemente offeso la dignità, la storia e il diritto all'autodeterminazione del popolo sardo. Ritengo moralmente e giuridicamente doveroso condannare con fermezza questo attacco mediatico di stampo coloniale. Diverse sono a mio avviso le violazioni, spiega l'avvocato Michele Zuglia, però non può comprendere poi da Pamposta a Gianfranco e a non Michele Zuglia, e sono che e sa fotografia, vabbè, che ha materialmente presentato l'esposto. Le legittime proteste popolari sarde contro la speculazione energetica sono state rappresentate in modo denigratorio e fazioso per avvalorare gli interessi economici delle multinazionali, invece di comprendere le ragioni profonde della nostra rivolta contro il colonialismo energetico imposto all'isola. Presa diretta ha scelto di dipingere i cittadini sardi come diffusori di fake news e autori di sabotaggi. Una tale narrazione distorta demonizza un movimento pacifico e offende l'intera nazione sarda. Dello stesso avviso il presidio del popolo sardo. E vabbè, e vabbè. A Tempio un incontro sul futuro della città. La protesta contro l'eolico, il fotovoltaico e l'agrivoltaico non si ferma. Tutt'altro, oggi, organizzato dal coordinamento gallurese, si tiene un incontro pubblico sul caso Tempio. L'appuntamento è alle 17 nella sala 1 dell'Istituto Euro-Mediterraneo. Si parla del destino di Tempio, città letteralmente accerchiata da iniziative speculative da parte delle multinazionali del Veneto. No, che va bene, Maria Grazia De Monte, che è già conduttora del suo comitato da allora. Allora, no, che andiamo nell'isola a rischio 1,5 miliardi, siamo già danni del Dazio. Aziende ed economisti, tariffe e scenari incerti ci danneggiano. Pecorino può sfumare un quarto dell'export, certo che Pecorino rientra tra Cusasa a merce dell'esportazione colpita sul Dazio. Dai farmaci ai vini, il Made in Italy si prepara allo tsunami. Andiamo sulla politica internazionale, Mosca finge di negoziare, ma non vi crediamo. Vertice dei volenterosi, no alla revoca delle sanzioni alla Russia. L'Italia si sfila dall'invio di soldati, nessun militare a Kiev. Ultima nova, nessuno si fida di Putin, restano le sanzioni a Mosca. Attacchi Houthi, allarme per un volo ITA. Cioè a quanto pare l'attacco non solo sulla nave, ma pure sulla aerea. I ribelli Houthi continuano a lanciare missili contro Israele in risposta ai raid americani sullo Yemen, che stando ai ribelli filo-siriani hanno causato nella notte almeno 2 morti. In mattinata l'esercito israeliano ha riferito di aver intercettato 2 missili balistici e di averli abbattuti prima che attraversassero i confini del paese. L'allarme ha comunque fatto risuonare le sirene nel centro di Israele. Insomma, non si è arrivata a una pace. Terminamos no que existe novela de hoy, que se sigue de tancatura, nos damos appuntamento a stasera su cinema Ariston. Ponemos la música.
Bene, a me vedere a tutto, adioso.